Questa notte in Commissione Bilancio è stato votato l'emendamento che riguarda i precari di tutta la regione siciliana. Nell'emendamento naturalmente è stato fatto il primo passo verso la stabilizzazione, tant'è vero che i comuni possono prorogare i contratti a tempo determinato fino al 2024, 31/12/2024. E entro l'anno naturalmente proporremo la stabilizzazione a tempo indeterminato. Questo è un grande successo del governo Meloni e del governo nazionale, quale non lascia nessuno indietro, che dà la possibilità a tutti i lavoratori che per anni e anni sono stati a sostegno del comune, che hanno veramente portato avanti e che oggi sono fondamentali per portare l'azione dei vari comuni, soprattutto del Sud Italia. Finalmente queste persone potranno cominciare a pensare a una loro stabilizzazione. Quindi è stato fatto questo grande risultato, è stato votato alle 3:30 di notte e quindi da ora si parte per la stabilizzazione effettiva di tanti lavoratori.